Lago ha una storia molto lunga perché avevo nonni ebanisti e quindi insomma risale probabilmente alla fine dell'Ottocento. Io mi sono chiesto, ma è ancora il caso che continuiamo a produrre l'ennesima sedia o c'è bisogno di trovare insomma una spinta che sia più grande del soldo, più grande della sopravvivenza, no? Il cambio generazionale in Lago non è avvenuto tra padre e figlio, ma probabilmente più tra figli di età diverse. È stato un percorso molto naturale che ha messo poi le persone nel posto giusto, insomma. E se non è un parente, non è così importante. Lago è un'azienda che impiega più o meno 200 persone, abbiamo una media di età di 34 anni, siamo credo l'unica azienda nel settore che impiega 50% di risorse nella parte uffici e 50% di risorse sulla parte produttiva. La Lago produce tutto all'interno della propria fabbrica, ha qualche processo generato più dall'indotto. L'innovazione, per come la intendiamo noi, è olistica. C'è proprio un punto del manifesto di 11 punti, dove se vogliamo il sesto è il più interessante per me, che è quello vuoto, perché siamo in continuo divenire, per cui c'è bisogno veramente della collaborazione di tutti poi per sviluppare valore. Però uno dei punti del manifesto è proprio che la bellezza nella visione d'insieme. E nella visione d'insieme c'è il valore e la potenza di un'orchestra. Quindi l'innovazione non può essere che olistica, secondo me, quando è significativa e quando riesce a dare un contributo poi al mondo. L'anno scorso abbiamo lanciato questa Lago Interior Life Network, dove raccontiamo che il design come disciplina riesce a portare valore nel business, nella vita, in vari ambiti. Ed è una disciplina talmente straordinaria che ha una capacità poi di generare potenza ovunque la si mette. Abbiamo lanciato questo Talking Furniture, che è una tecnologia che viene applicata a tutti i prodotti Lago, è una sorta di NFC, tecnologia utilizzata da anni sul mondo delle carte di credito ad esempio, però noi l'abbiamo utilizzata in maniera inaspettata. Allora tutti i prodotti hanno la potenzialità di dialogare con uno smartphone e tutti gli oggetti Lago avranno una capacità ad esempio di memorizzare emozioni, per cui abbiamo diffuso questa Lago collegando sostanzialmente 3 aspetti fondamentali che rendono il tutto molto innovativo. Prodotto, una grande capacità progettuale dell'interior, no? È come nel tema culinario, è più importante quasi l'interior design del prodotto specifico. Ok, però se hai il prodotto bio e un cuoco stellato riesci a fare robe incredibili. Noi andiamo a quella roba lì. E il terzo è un boost di comunicazione, di reputazione che noi mettiamo subito a sistema. Organizziamo 3-4 volte all'anno dei workshop con creativi di tutto il mondo, con questo format che chiamiamo Lago Studio. Se non tutti hanno la possibilità di viaggiare, no? Queste 200 persone che lavorano in Lago, portiamo qua culture diverse, cercando di fare proprio nella contaminazione poi un valore aggiunto. Quindi il processo di creazione passa attraverso queste leve, l'insieme di queste cose poi diventano il boost di innovazione sul prodotto. Il sogno è quello che sempre di più riusciamo ad arrivare a migliorare la vita delle persone a tutti i livelli. Nel sviluppare il design, ma in generale nel sviluppare le progettualità per Lago, abbiamo questa bussola interna che si basa su 3 C, che sono il cervello, il cuore e il coraggio, e cerchiamo sempre di tenere bilanciati nelle progettualità questi aspetti dell'umano. E abbiamo visto che quando c'è questo bilanciamento i progetti normalmente hanno più successo. Progettando una non fabbrica siamo passati da un'azienda che produce prodotto a un'azienda che produce in realtà insomma un corollario di concetti che in realtà diventano anche produzione culturale.